Settima corsa, cavalli anziani. Sono in 6 al via, 1 Zambrotta Jet, Antonio Di Nardo, 2 Bulligan GMG, Maurizio Cheri, 3 Tuberose, Emanuele Masoero, 4 Zelic Rab, Tommaso Gambino, 5 Undebe, Luca Lovera, 6 Black Fire Horse, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, in seconda fila 7 Andreotti G&G, Gennaro, Amitrano. Rinuncia al lancio Black Fire Horse. Parte piano Tuberosa, stacco della macchina, veloce Zelig Rab su Undebe che può codarsi in secondo davanti a Bulligan GMG. Poi vediamo Zambrotta Jet che accenna a spostare, intanto in vantaggio Zelig Rab, Tommaso Gambino che percorre i primi 200 metri in 14,4 sul numero 5 di Undebe. Poi Bulligan GMG che cerca di riavvicinarsi con in schiena Zambrotta Jet. Poi vediamo Tuberosa, intanto ha rallentato decisamente il ritmo Tommaso Gambino, 32 i primi 400 metri, ma ora la fermata è molto più decisa. Quindi vengono da dietro, prima Zambrotta Jet, poi in terza ruota subito Black Fire Horse da una sferzata alla corsa, 600 metri in 47 scarsi, con Black Fire Horse che tenta addirittura di passare in vantaggio. Numero 1 Zambrotta Jet, mossa quasi completamente riuscita, ancora quasi, ma ora completata al giro da parte di Vincenzo Piscoglio, con il figlio di Pitagora B di Franco Baldini che è passato al comando dopo un giro. Zelig Rab in seconda posizione, infatti intanto si è esclusa Zambrotta Jet, sempre poi in terza Undebe, chilometro in 1,15,8 con in vantaggio Black Fire Horse che tira un po' il fiato dopo lo strappo a metà gara. Zelig Rab che cerca di ricaricare le pile nella sua scia, poi Undebe che accenna a spostare, retta di là in 14,8. Fanno più fatica gli altri, sembra ormai una lotta a 3 con Black Fire Horse che viene comandato da Vincenzo Piscoglio alla sua maniera, poi Zelig Rab, ma Undebe che sembra quello più efficace. Ultima curva passata in 15,6, sono un po' stanchi, Undebe sembra avere buone energie, di dentro ci riprova Zelig Rab, poi ancora cerca di difendersi Black Fire Horse, Zelig Rab di dentro e alla fine Zelig Rab che ritorna e viene a vincere su Undebe Black Fire Horse in lotta. Quindi vittoria di Tommaso Gambino per il team Zanca, il signor Bartolomeo Ingardia alla proprietà, mentre è strettissima la lotta per il secondo posto. Forse Undebe ha battuto Black Fire Horse, ma i due sono vicinissimi. Sembrava battuto Zelig Rab dopo che era stato sopravanzato da Black Fire Horse, ma se l'è presa la rivincita in retta d'arrivo e di dentro il figlio di Vidar è venuto a vincere quest'ultima corsa di Cesena, mentre probabilmente Undebe è secondo su Black Fire Horse. Quindi è tutto per la serata di questa sera all'ippodromo di Cesena. L'appuntamento è per domani sempre alle ore 21.